Buongiorno e benvenuti al nostro spazio di approfondimento che oggi sarà dedicato al tema della sicurezza alla luce di una serie di episodi particolarmente gravi che si sono registrati in questi ultimi giorni a Palermo e a Catania, dove il centro storico è sempre più in mano a, le chiamiamo baby gang, sentiremo il questore di Palermo che preferisce usare il termine branco, gruppi di ragazzi giovani, giovanissimi che seminano paura. 5 di loro sono stati arrestati ieri a Palermo perché qualche settimana prima avevano aggredito selvaggiamente un gruppo di loro coetanei che cercavano semplicemente di divertirsi al centro storico di Palermo. E poi ricordiamo il quindicenne aggredito ancora a Palermo in via Maqueda per rubargli il cellulare. A Catania per lo stesso motivo un turista polacco è stato aggredito ed è tuttora ricoverato in ospedale. Insomma, sono solo alcuni casi, ma sono sicuramente, come si dice, la punta dell'iceberg di un clima di prevaricazione e di violenza. Di questo parliamo oggi con i nostri ospiti. In studio con noi c'è Dario Pistorio, presidente della FIPE Sicilia, che rappresenta dunque i commercianti. Benvenuto. Grazie, buonasera. E poi in collegamento con noi rappresentanti di alcuni comitati che rappresentano sia i cittadini che i commercianti di queste vie del centro storico. Da Catania c'è Sergio Serafini del comitato di via Gemellaro Sciuti. Benvenuto. Buonasera. Una via che è diventata un po' il cuore della movida catanese, e a Palermo ci colleghiamo invece con Donato Di Donna, Associazione Maqueda Futura a Palermo appunto. Buongiorno. Via Maqueda che è stato fra l'altro teatro di alcuni degli episodi a cui facevo riferimento. Allora Dario Pistorio, a Catania abbiamo un nuovo sindaco che ha chiesto subito, ha indicato fra le sue priorità la sicurezza oltre ai rifiuti. La prima risposta è arrivata, domani verrà il ministro dell'interno Piantedosi a presiedere un comitato per l'ordine e la sicurezza in cui si parlerà probabilmente sia di questa richiesta della presenza di forze dell'ordine e dell'esercito e forse anche di telecamere e di videosorveglianza. Non so se voi avete avuto già modo di interloquire con questo sindaco, che cosa chiedete a questa nuova amministrazione? Allora, preventivamente noi siamo stati a parlare con il sindaco, col neosindaco, le problematiche le conosciamo tutte, i contenitori, li chiamo così, dei centri storici, quello di Palermo e quello di Catania, fanno parte di un contesto che deve essere, secondo me, rivisto e rivoluzionato, perché la presenza di tantissimi pubblici esercizi ha fatto sì che far arrivare anche parecchia gente. Prima erano solo le famiglie, oggi purtroppo i ragazzi delle zone, chiamiamole sud, delle zone un po' che arrivano qui senza nessun controllo. Dunque ragazzi con lo scooter senza casco, risse più che ne puoi più che ne metti, ma il problema reale è anche il contesto. Allora noi dobbiamo, secondo me, incominciare a parlare sì di sicurezza, sì di posti di blocco, sì, ma non di chiusura totale del centro storico blindato dalle forze dell'ordine, significherebbe addirittura spostare il problema. Allora abbiamo necessità, e che è una cosa immediata che il futuro sindaco secondo me deve fare, incominciare a capire cosa c'è dentro questo contenitore, cosa fanno i locali. Perché ci sono locali e locali, ci sono locali che danno alcol a basso costo a minorenni, e allora incominciamo a capire quale e dov'è il problema. Una maggiore regolamentazione, e tutti non possono fare tutto, allora perché nel mezzo poi abbiamo gli abusivi. Insomma, questo si può sintetizzare in rispetto delle regole, che probabilmente. Adesso voglio andare a Palermo, perché a Palermo il problema sicurezza sta diventando davvero un'emergenza. Tra poco sentiremo anche il questore, tanto che voi commercianti, ma anche cittadini, anche gli esponenti della municipalità della prima circoscrizione, avete deciso di scendere addirittura in strada. Lunedì so che c'è un corteo, Città Sicura, per porre proprio fortemente questo tema. Sì, Donato. diciamo nella drammaticità di questo trend in crescita di fenomeni di piccola criminalità, il dato secondo me interessante è quello che finalmente, diciamo, in comunità dove magari
l'associazionismo non è mai stato storicamente un punto di forza del cemento sociale, invece si sono creati spontaneamente associazioni di commercianti, di cittadini, di residenti, cioè dei vari portatori di interessi, per dire nel caso in questione che il livello è un po' troppo alto, cioè quello che sta succedendo con aggressioni, vandalismi, atti di criminalità, deve essere assolutamente fermato. Noi tra di noi ci scambiamo queste immagini. Ecco, lei ha un'attività commerciale proprio in via Maqueda, che fra l'altro è stata teatro dell'aggressione a quel quindicenne per rubargli un cellulare, quindi insomma tocca con mano ogni giorno. Sì, purtroppo è vero, complici probabilmente carenze sia di carattere formativo sia a livello familiare che a livello scolastico, cioè perché è chiaro che lì parte l'educazione, cioè dal buon esempio dei genitori e poi chiaramente anche dal ruolo istituzionale della scuola. Evidentemente ci sono dei problemi, perché altrimenti non avremmo una generazione di ragazzini che ha voglia di menare le mani, che non comprende il valore delle cose, delle persone innanzitutto, ma anche delle cose, perché c'è un atteggiamento di assoluta strafottenza, cioè lo si vede il modo in cui lasciano monopatti, nel modo che crei più disturbo possibile alla circolazione delle persone, dei mezzi pubblici, dei privati, eccetera. Ma quindi addirittura, scusi se la interrompo, diventano i valori, questa violenza, questi ragazzini inneggiano alla violenza. Leggevo alcune trascrizioni delle indagini su questa baby gang palermitana in cui le foto della cazzottiera, del tirapugni, i nomi delle chat si chiamavano spaccio droga, mala carne, mala vita, diventano veramente, inneggiano a questi modelli. Certo, perché è un fatto culturale, cioè si pensa che la ragione della forza sia invece superiore alla forza della ragione. La civiltà è legata alla forza della ragione, non alla ragione alla forza. Quindi è proprio una questione di base, di educazione, di civiltà. Cioè chi rispetta le regole non è più fesso, è semplicemente una persona che ha imboccato la strada maestra per assicurare a se stesso e agli altri condizioni migliori di vita e di benessere materiale e civile. Cioè ma le radici di questo problema sono sicuramente molto profonde e difficili da chiarire. Io le chiedo cosa chiederete voi lunedì con questo corteo Città Sicura, cosa chiedete in concreto? Beh, noi chiediamo la sicurezza è una cosa che è stata delegata alle istituzioni, cioè nessuno può può difendersi da solo, salvo alcune condizioni in cui è consentito il porto d'armi, cose di questo genere. Quindi sono cose dove compete alle istituzioni intervenire, cioè in passato, nei secoli passati. Ma quindi cosa? Più vigili urbani, più presenza dell'esercito? Cosa chiedete? Ma non una presenza semplicemente di passaggio, una testimonianza. È necessario che ci sia un sano passaparola tra i ragazzi, per cui sappiano che certe cose non resteranno impunite, cioè che la polizia interverrà, cioè che fermerà le persone, identificherà, cioè farà un lavoro di intervento, però a livello di tutte le forze che devono assicurare questo, ovvero la polizia municipale e le forze dell'ordine quindi che non ci sia l'impunità. Uno dei vostri interlocutori... Guardi, il termine tolleranza zero. Se passa il messaggio che non c'è un'anarchia, un liberi tutti, ma c'è invece l'attenzione su questo fenomeno, in un modo civile, si ferma il ragazzo, glielo si spiega con l'autorevolezza della divisa. Capisce? Beh, stanno scorrendo nel frattempo delle immagini di repertorio, però molto recenti, di risse, aggressioni. Non è facile spiegare a un ragazzo che sta tirando pugni, scazzottando oppure devastando un'auto, così con la calma a cui fa riferimento lei, esattamente cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. La interrompo perché uno dei vostri interlocutori è però il questore. Noi l'abbiamo sentito stamattina, il questore di Palermo, quindi ve lo propongo, uno straccio dell'intervista realizzata appunto stamattina dal collega Marco Gullà, poi torniamo in studio per commentarla.
L'allarme sicurezza è l'allarme che è un po' in tutte le grandi città italiane. Questo lo vediamo anche da quelli che sono i report del Sole 24 Ore recentissimo. Quindi c'è una situazione da mettere sotto attenzione che impegna di più le forze di polizia per poter ridurre, diciamo, a una gestibilità migliore quelle che sono i fenomeni anche di criminalità cittadini. Individuare una baby gang, comunque un branco, io più che baby gang in questo caso preferisco chiamarlo branco, vuol dire assicurare la giustizia e quindi impedire che commettano altri fatti di violenza. E in effetti la situazione è, insomma, piuttosto incresciosa, molto incresciosa, perché chi è presente a un fatto di questo tipo come cittadino e come essere umano è obbligato a prestare aiuto. Noi, fra l'altro, io anche ieri l'ho detto in un'intervista che ho fatto, abbiamo un'app, l'app UPOL, che si scarica tranquillamente da Play Store, che consente di poter mandare qualunque immagine e qualunque comunicazione alla questura nell'immediatezza. Abbiamo sentito Leopoldo Laricchia, questore di Palermo. Mi voglio soffermare sulla seconda parte di questa dichiarazione, quella che fa riferimento al clima di omertà che c'è spesso attorno a queste cose, l'indifferenza forse che nasconde la paura di intervenire, di farsi male in questi casi. Voglio andare adesso, e poi torno di donna, da Sergio Serafini, che è un altro cittadino, lei è un semplice cittadino che ha scelto di abitare in centro storico. Vediamo quel bellissimo soffitto affrescato, tipico delle case d'epoca del centro storico, che uno sceglie, no? Anche per amore della bellezza, e poi però si trova a dover combattere con queste situazioni. Via Gemellare è diventata adesso uno dei centri della movida. Ecco, che clima si respira in queste zone? Intanto grazie per l'invito e grazie per i complimenti all'affresco e alla casa. Ma guardi, io intanto vorrei partire diciamo, dall'aver avuto il piacere di vedere un'intervista del Questore a Palermo, anche se non ho avuto modo di sentire per un problema di collegamento audio il contenuto dell'intervista. Purtroppo noi qui a Catania non abbiamo mai avuto modo, nonostante le reiterate richieste, di interloquire con il Questore e le interlocuzioni con il Prefetto sono state veramente molto numericamente inadeguate e anche da un punto di vista, diciamo, dei risultati dei contenuti. Il clima che si respira è un clima che credo si respiri diciamo, in quasi tutti i centri storici siciliani, se non forse italiani, perché credo che al netto di tutto ciò che è stato detto dagli ospiti che sono intervenuti precedentemente rispetto a me, credo che volendo essere pragmatici il problema sia un po' più strutturale e strategico. Ogni decisione della politica, ogni strategia chiaramente ha delle conseguenze che a volte sono avvengono nel breve, nel medio o nel lungo termine. Oggi la scusa della legge Bolkestein, la creazione delle grandissime aggregazioni di locali che hanno creato grandi poli di movida, che poi di conseguenza hanno creato aggregazioni di migliaia e migliaia di persone. Lei pensi che via Gemellaro è lunga 140 metri e credo larga 6. E dentro via Gemellaro nei momenti di punta ci stanno anche 1.500-2.000 persone, più tavole, più sedie, eccetera, eccetera. È chiaro che un'aggregazione, una concentrazione così grande di persone in spazi così stretti porta a una possibilità crescente di violenza. Poi ci sono i fenomeni degenerativi che provengono da baby gang, da situazioni criminali e di cultura, come dire, di approccio alla cultura scadente, no? O di riferimenti culturali scadenti. Però è anche vero che chiaramente questo contesto
fa trovare terreno fertile, fa attecchire, Sicuramente, questo è un tema importante, lo voglio passare a Dario Pistorio. Intanto però vi leggo un messaggio che è appena arrivato alla nostra chat. Ricordo che potete inviare i vostri messaggi al 342 745 5005. È una segnalazione di un telespettatore che dice: ieri sera in via Fischietti un extracomunitario con in mano una mazza ha danneggiato parecchie auto. Noi ci trovavamo insieme a bambini e maestre a festeggiare la fine dell'anno scolastico. I bambini sono rimasti traumatizzati e impauriti, hanno assistito ad una scena raccapricciante. Questo è uno di quegli episodi, appunto, che dicevo, magari non arrivano alla cronaca perché non ci sono stati feriti, ma naturalmente creano un clima di preoccupazione. A proposito della concentrazione dei locali, ecco, Pistorio, lei cosa ne pensa? Allora, io parlo un po' per i commercianti sani, perché è sempre importante fare un distinguo e non di tutta l'erba un fascio. Ha ragione il signore che è residente in via Gemellano, una concentrazione così sostenuta di pubblici esercizi e sicuramente anche di esercizi di serie A e di serie B possono portare sicuramente a una degenerazione del problema. Allora, cosa consiglierei al sindaco? Intanto ripristinare i poliziotti di quartiere, cioè una divisa, secondo me, che circola diventa un deterrente su tutto, non chiudere la strada, ma proprio dare la sensazione che ci sia la polizia, i carabinieri, la finanza, un gruppo di persone che cammina continuamente nella zona di concentrazione, e questo è importante. 2, un censimento esatto dei pubblici esercizi. Lei lo sa come si apre un pubblico esercizio oggi? No, non lo sa. Basta una semplice PEC dove dichiari l'inizio di attività. Dopodiché questi signori non sappiamo se hanno fatto tutto in regola d'arte, no? Piccoli locali dove hanno 20, 30, 50 posti a sedere esterni, dove possibilmente non ne hanno neanche 2, 3 all'interno. Allora, tutto questo qui si deve regolamentare. Dicevo io prima abusivi, c'è una miriade, un contorno di abusivi che oltre quelli che hanno mandato la scia non hanno completamente nessun requisito. Allora, questo è importante per fare chiarezza su quello che esiste. La Bolkestein in effetti non dice che non possiamo, dobbiamo rilasciare all'infinito delle licenze. Io sono stato uno a livello nazionale nella commissione proprio per le nuove normative dei pubblici esercizi. La Bolkestein e il sindaco può temporaneamente o addirittura in aree bloccare totalmente il rilascio delle licenze per causa forza pubblica, cioè per problemi di cosa. Allora, questo è importante. Benissimo, allora adesso ci dobbiamo fermare, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo e facciamo un giro conclusivo di interventi. Grazie. Ed eccoci di nuovo in studio, riprendiamo a parlare del tema della sicurezza nelle città, soprattutto in quei centri storici che ancora di più adesso, con la fine delle scuole e l'arrivo dell'estate, vengono invasi dal popolo della notte e da quella che possiamo definire anche la mala movida. Vi leggo un altro messaggio che è appena arrivato. Buonasera, mia figlia e il suo ragazzo l'altra sera sono stati letteralmente presi a sputi da una serie di delinquenti in motorino in piena via di San Giuliano. Uno schifo, commenta questo telespettatore o telespettatrice. Allora, forse arriviamo a fare l'ultimo giro di interventi, quindi ricomincio da Donato Di Donna dell'associazione Maqueda Futura Palermo, che è un'associazione che riunisce i commercianti di questa via del centro storico di Palermo, che hanno messo in campo un'importante iniziativa, quella appunto di fare un corteo lunedì per chiedere più sicurezza. Volevo sentire il suo commento su quella dichiarazione del questore di Palermo Laricchi a proposito dell'obbligo di intervenire da parte di chi si trova ad assistere a scene di questo tipo di violenza o di aggressione. Cosa si sente di dire? Questo è un tema importante perché dobbiamo imparare, diciamo, a sviluppare una sorta di
virtuoso controllo sociale. Cioè, noi conosciamo il controllo del territorio negativo, ne esiste uno positivo, quello in cui ciascuno di noi, quando vede per esempio banalmente qualcuno che butta una carta per terra, gli dice magari un po' ironicamente le è caduto questa carta, ecco, o il mozzicone o qualunque atto di piccola inciviltà, perché poi diciamo a crescere si va, come dire, in discesa, diventa tutto facile. Quando il segnale invece è quello che non c'è tolleranza, quindi diciamo che vi è un reciproco controllo, si innesta invece un processo educativo sociale, collettivo, perché è chiaro che lì dove ci sono, non so, coltelli sguainati, è chiaro che è un poco più impegnativo intervenire, però ci sono tante altre cose su cui si può intervenire e che magari diciamo bloccano in partenza questi processi che fino ad arrivare alle aggressioni tipo quelle di qualche giorno fa, che oggettivamente ha raggiunto un culmine e ha portato varie associazioni, tra cui quella che rappresento, a intraprendere questa marcia per chiedere alla prefettura di intervenire, perché diciamo è una situazione che non si può più tollerare. Ecco, ma per esempio i ragazzi aggrediti, quindi le vittime dell'aggressione avvenuta qualche mese fa e per cui la baby gang è stata fermata, tutti giovanissimi, alcuni anche non incriminabili per la giovane età, raccontavano di non avere trovato neanche accoglienza, asilo in alcuni locali, di aver chiesto del ghiaccio, insomma alla fine è come se da parte di chi ha assistito a questa scena ci fosse anche difficoltà a distinguere tra i carnefici e le vittime, erano tutti fuori, insomma non voglio avere niente a che fare. Certo, questo fa parte della cultura omertosa, cioè è un tipo di cultura che bisogna ancora contrastare qua in Sicilia, cioè, è questo il tema, cioè, la gente preferisce farsi i fatti suoi secondo l'antico proverbio che cui è surdo e torbo e taci campa 100 anni in pace, però non è vero, cioè, se la città di Palermo all'interno di società, di città del meridione ha migliaia di reddito pro capite in meno, è perché noi siamo ancora legati a problematiche di tipo culturale. Cioè bisogna romperle. Grazie. Sergio Serafini, invece ci vuole anche un po' di coraggio oggi come oggi a scegliere di andare a vivere in questi centri storici così belli ma anche così complicati da vivere. Sì, guardi, sicuramente coraggio ma anche pragmatismo. Io vorrei fare delle proposte molto pratiche. Secondo me questa amministrazione deve avere cura del tema della sicurezza pubblica e del ripristino della legalità con grande determinazione, deve essere il primo punto all'agenda. Oggi noi soffriamo, come vediamo nelle immagini, ogni sera lo sparo dei fuochi d'artificio, oggi in via Gemellaro in buona parte del centro storico non possono accedere i mezzi di soccorso, le ambulanze, i pompieri, non c'è via di sbocco per eventuali, speriamo mai, terremoti. C'è una situazione paradossale. Allora io dico molto chiaramente, il Comitato Ordine e Sicurezza, se vogliamo che quella di Piantedosi non sia una passerella o un endorsement, diciamo, al nuovo sindaco, chiaramente Piantedosi avrà la possibilità di capire cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto in questi anni. Il Comitato Ordine e Sicurezza sarà fondamentale perché ci vuole un apporto interforze alla gestione del presidio del territorio. Non si può pensare che la sola polizia locale possa sopperire a tutto, come non si può pensare che la mancanza del tutto sia giustificabile dal numero delle unità della polizia locale. In ultimo voglio dire una cosa. È importantissimo utilizzare le nuove tecnologie. Noi dobbiamo tapezzare la città, ogni angolo, di telecamere intelligenti che siano in grado di gestire gli accessi, i varchi, che siano in grado di misurare la rumorosità, che siano in grado di vedere quando una zona sia troppo affollata e anche di registrare le immagini che poi consentono di condannare i delinquenti, perché io le faccio presente che io ho dovuto vendere la macchina perché in un anno mi hanno rotto il finestrino 4 volte e come me tanti altri, e questa cosa rimane prevalentemente impunita, quindi bisogna un cambio di marcia, perché sennò poi diventa la solita tiritera sul
non ci sono risorse, stiamo facendo il possibile, eccetera, eccetera. Certo, guardi, intanto ci scrive un suo vicino di casa, evidentemente, perché dice: i residenti di via Gemmellaro non riescono neanche ad entrare nelle proprie case, pur chiamando la polizia municipale non viene. Stessa cosa se chiamiamo quando locali mettono musica e non potrebbero perché nessuno è autorizzato, ci rispondono che possono farlo fino a mezzanotte. Siamo in chiusura. Esatto. Dario Pistorio diceva quindi un controllo interforze, perché la polizia municipale non basta. Certo. La presenza dell'esercito, che è stata invocata come primo quasi punto dell'ordine dal neosindaco Enrico Trantino, da una parte non richiama un po' un senso di emergenza, di pericolo? Sicuramente il problema c'è, perciò non lo nascondiamo, però per il momento forse è l'unica arma in cui si possa ristabilire un po' e rifar abbassare quel livello che manca di sicurezza. Gli esercizi che delinquono, cioè che mettono la musica fuori dei decibel, devono essere loro cioè le forze dell'ordine ad immediatamente sanzionarle e casomai chiuderle, perché di questi ce ne saranno 3, 4, 5, ma gli altri non lo fanno, e allora secondo me bisogna entrare chirurgicamente nelle attività non sane. Mi pare Ma di non capire in che il tutto, problema è però perché- che non ci sono i numeri e le forze in questo momento Chiaro, per perciò affrontare allora si né fa, il problema si fa dei qualche decibel né i esatto, problemi della esatto. violenza. Allora, secondo me oggi bisogna intervenire con l'esercito, ma bisogna intervenire, come ha detto, anche con le telecamere, e bisogna avere una collaborazione stretta con tutti affinché si ristabilisca questo ordine pubblico che realmente dà il senso dell'abbandono della città. Ricordiamoci che la nostra città è il centro storico e il bigliettino di visita dei turisti, che è quelli che ci danno da mangiare. Cioè il commerciante ha tutto l'interesse che i turisti arrivano in città e che non vengono disturbate dalle frotte di bande di ragazze che possono costituire addirittura, al contrario, un mancato incasso. Perciò tutto questo si deve pianificare, secondo me, come i residenti, così i commercianti, ci dobbiamo sedere in un tavolo e capire, perché non possiamo far chiudere tutte le attività, perché sennò ci sarebbe un problema inverso, quello economico, con un indotto incredibile, ma cercare di trovare le soluzioni in maniera tale di cominciare a vivere sani e in una certa maniera tranquilli. A Catania però ancora non si è creata questa rete come sta succedendo a Palermo, tutti uniti, commercianti, cittadini, eccetera. Ma perché siamo stati senza politica, lo sappiamo non c'era un bene, senza interlocutore. sindaco e senza amministrazione, o comunque per quello che ha fatto l'ex sindaco, abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto mancato un tutto, interlocutore finora. Esatto. Speriamo che con questo sindaco riusciremo ad centrare il tutto. Allora ringrazio Dario Pistorio, presidente della FIP Sicilia, siamo ormai in chiusura, ringrazio anche i nostri due ospiti in collegamento, Sergio Serafini del Comitato di via Gemmellaro a Catania e Donato Di Donna dell'associazione Maqueda Futura da Palermo. Naturalmente grazie a tutti voi che ci seguite da casa e che avete interagito segnalandoci tutte queste situazioni. Buon pomeriggio.